C'è bisogno di educazione finanziaria in Italia e c'è molto bisogno, diciamo, di creare cultura. Da un'indagine fatta, diciamo, all'Istituto di ricerca del 2021, in piena epoca di pandemia, è risultato che la maggior parte degli italiani ha aumentato la propensione al risparmio e ha, diciamo, parcheggiato tutta la liquidità nei conti correnti. Però la maggior parte di questi investitori non sa come investire queste somme. Parliamo del 24% delle persone non sa come investire i propri risparmi, diciamo, e quindi c'è bisogno di creare la cultura in capo a tutti e principalmente in capo ai giovani. Noi sappiamo che questo istituto di ricerca ha fatto 5 domande a questi, diciamo, soggetti, 5.000 soggetti che sono stati, a cui è stato chiesto informazioni sulla loro cultura finanziaria. Le domande sono principalmente quelle rivolte all'inflazione, al rischio rendimento, alla volatilità dei mercati, alle condizioni dei mutui, al concetto di tasso di interesse composto. Ebbene, diciamo, sulle 5 domande rivolte, il 24% dei soggetti non ha saputo rispondere neanche a una domanda correttamente e il 47% di questi soggetti ha chiesto, diciamo, che ci fosse la possibilità principalmente di rivolgersi ai propri istituti di riferimento bancari per accrescere la loro cultura finanziaria. Ecco allora la nostra responsabilità sociale come banche del territorio, come banche di comunità, di far crescere e dare una mano ai nostri clienti, ai nostri soci per portare più avanti, diciamo, le loro conoscenze finanziarie e per rendere il loro colloquio, il loro contatto con noi un colloquio, diciamo, paritetico, fondato, diciamo, su conoscenze che siano molto omogenee.